stanno valutando l'andamento. Molto bello. E qua ti voglio sentire, dai, 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 bravo, bravo, che bel momento, bravo, bravo. L'augurio personale a tutti voi è quello che quest'anno vi porti tanta salute e felicità. Ve lo dico proprio dal profondo del cuore, davvero. Vedere questo falò che illumina la ringhiera e tutti voi, le vostre facce che diventano bianche, è molto bello, molto romantico, ci fa piacere vedere che siete tutti lì attenti e vi state anche un po' riscaldando perché la serata è diventata. Proseguiamo con qualche cos'altro, se vuoi Valentino può andare. Je sarò come fuoco.
che sono il tuo guerriero. Bravo, bravo, bravo tre volte, non è finito. Vi dico che la comunicazione ufficiale che famose famiglie vanno al nord-est, mi dicono, vero? Per cui la recensione sembra buona, ma lo dico ogni anno, dopo staremo a vedere la storia dell'anno. Io intanto vi dico che altra cosa, mi raccomando, il 7 di marzo segnatevelo, perché l'anno scorso è stato davvero figo vederti lì radunati in strada. Quest'anno ci sarà qualche altra novità in più che vedrà il Carnevale 2000 una cosa unica come l'atmosfera che questa sera Valentino ha creato per noi. Io vi la vedo. Allora, un bel applauso adesso, dai! Ok, ora continuiamo, vi facciamo. Allora Valentino, l'ultima canzone dell'assessore, però accorda, tu accorda dell'asta, così poi siamo tutti contenti e allegri, possiamo proseguire se vogliamo in centro con le porte della piazzetta, perché gli amici dell'Enoteca Vecchie Chiuse hanno il DJ set acceso. Buonasera. Poi il pacchetto della Provoto vi aspetta sempre lo stand della Provoto, vi vorrei tutto quello che ci sta, mi raccomando, vi ricordo, la Provoto vi aspetta una cosa, se volete aderire, dare la mano al contributo per creare queste belle cose, siete tutti ben accetti da tutti. Qui a accordare un violino, sembra, infatti mi diceva che con questa umidità qui non è semplice pure, a volte come, no, in comune mettere d'accordo tutti come accordare le cose, accordiamo le cose. Allora, l'ultimo brano di Valentino, io non dico nulla, Presidente, vuole aggiungere lei qualcos'altro per favore? Sì. Ma diciamo che la compagnia Corte chiude il nostro per natalizio che si sviluppa un po' rispetto al tradizionale periodo. Io per me la soddisfazione più grande è vedere voi qui presenti e in tanti, perciò per me è questa la soddisfazione più grande, penso anche per tutti i volontari che stanno lavorando. Io non rubo più tempo a Valentino e lasciamo che le note di Valentino concludano questa festa in vita. Grazie a tutti e buona serata. Bene.